ora in onda Potere al Popolo. E Isabella ha il coraggio oggi di fare un convegno sulla remigrazione, non gli fa paura che la parola sia di altro, che spaventi qualcuno, che piace a altri, no, perché è la cosa giusta. E la cosa giusta non deve fare paura a nessuno. La cosa giusta è la cosa giusta. Noi siamo andati avanti da anni a parlare di politiche migratorie. Sono anni che ci sfracassano i marò con le politiche migratorie, cioè delle immigrazioni. Adesso bisogna parlare di politiche remigratorie, perché è chiaro che tutto quello che ci hanno raccontato sull'immigrazione era una solenne, gigantesca, colossale palla. Non è vero che gli immigrati ci pagano le pensioni. Così Mario Giordano l'altra sera, lunedì sera, a Busto Arsizio in provincia di Varese, nel bell'aperitivo organizzato dal gruppo Patrioti, quello in cui c'è anche la Lega, insieme a Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega. Il claim, la parola d'ordine di quest'oggi è remigrazione. Sì, proprio al contrario di quello che parlano tutti, di quanto parlano tutti, legge elettorale, eccetera, eccetera. Noi stiamo parlando di remigrazione, ma guarda che pazzi quelli di Radio Libertà. Un saluto da Sammy Varin. Legge elettorale, apre così il Corriere della Sera, la seduta alla Camera in diretta, la Meloni, ora riflessione, la Schlein, maggioranza fratturata, vadano a casa. Attenzione, questo è il titolo del Corriere, peggio fa Repubblica, che scrive: la disfatta di Meloni, tentata dalla crisi, ha vinto la palude. Questa l'apertura del sito di Repubblica, che però mette anche la sentenza su Saman Abbas. La Cassazione ha confermato le condanne: ergastolo per genitori e cugini, 22 anni per lo zio. Con il buongiorno rinnovato da Sammy Varin, tra pochissimo parleremo di un bel libro sull'haiku, un libro di haiku, già, quelle poesie particolarissime, con Lisa Di Giovanni. Poi avremo ospite Gaia Papadia, che ha aperto il concerto di Vasco Rossi. A mezzogiorno il Magna Magna, con gli appuntamenti da non scordare, feste sagre in giro per l'Italia, ma anche una festa della Lega che si sta per aprire a Cisano Bergamasco, in provincia di Bergamo. Subito però il Qui Parlamento, con l'intervento, a proposito di legge elettorale e non solo, del deputato della Lega Igor Iezzi. Qui Parlamento. Sì, grazie Presidente. Guardi, io trovo, c'è una critica che trovo particolarmente, tra le tante che ci sono arrivate da parte dell'opposizione, una che trovo particolarmente scorretta e falsa, e cioè il fatto che il Parlamento sia bloccato a discutere di legge elettorale, ma soprattutto per due motivi, guardi. Uno, che è attinente a questa settimana, nel senso che basterebbe che l'opposizione affrontasse il tema della legge elettorale sul merito, senza fare ostruzionismo, e riusciremo a fare una discussione molto più lineare e molto più veloce, ma soprattutto poi perché è clamorosamente falso che noi ci stiamo occupando solo di... No, guardi, hanno parlato per 40 minuti, sto intervenendo da 10 il primo secondi. Intervento. Cioè, se questo è il modo con cui vogliono approcciarsi alla legge elettorale... Prego, prosegua il suo intervento. Ma soprattutto perché è una motivazione falsa, perché vedete, diciamo, io mi riferisco soprattutto agli argomenti attinenti alla prima commissione, che è quella che poi ha esaminato il dossier della legge elettorale. Noi la settimana scorsa abbiamo votato l'urgenza alla revoca della cittadinanza. La prossima settimana voteremo, sempre esaminata dalla prima commissione, le intese sull'autonomia, e quella dopo molto probabilmente voteremo, sempre esaminata dalla prima commissione, il decreto legge che arriva dal Senato, il patto che riguarda il patto europeo che riguarda i rimpatri e l'asilo. Quindi mi sembra che il Parlamento,
tutto il Parlamento, le forze politiche e la prima commissione, che è quella che ha esaminato la legge elettorale, siano capacissime di lavorare su più dossier insieme. Questo per quanto riguarda la maggioranza. Se invece l'opposizione non è in grado di lavorare per più di un dossier per volta, capisce che questo non è un problema nostro, ma è un problema loro. Entrando nel merito, guardate, io sarò velocissimo, ma per un motivo molto semplice. Il dibattito in commissione, che è durato giorni, settimane, è stato incentrato soprattutto sulle questioni di costituzionalità o di presunta incostituzionalità, per un motivo molto semplice, perché noi ci siamo trovati nell'impossibilità come centrodestra di discutere con l'opposizione un modello alternativo di sistema del voto, perché vede, Presidente, in commissione sono state presentate decine e decine di emendamenti da parte dell'opposizione e su questi c'è stata l'unitarietà del centrosinistra solo sugli emendamenti abrogativi, ma quando c'è stato da proporre modelli alternativi di legge elettorale, l'opposizione non è stato in grado di presentare un unico modello, impedendoci di discutere con loro nel merito del provvedimento. Noi abbiamo cercato di ascoltare quei pochi che sono intervenuti sul merito, abbiamo ascoltato i costituzionalisti che sono intervenuti e faccio presente che ne sono intervenuti in 2 ondate quasi 100, nella prima ondata oltre 70 e noi li abbiamo ascoltato talmente tanto, come era doveroso fare, visto le figure che avevamo davanti, che abbiamo prodotto un secondo testo di legge, un Bignami bis, proprio per venire incontro alle obiezioni che c'erano state fatte dai costituzionalisti e l'abbiamo fatto, solo per citare alcuni temi, per esempio sulla questione del ballottaggio, togliendolo, l'abbiamo fatto cercando di introdurre dei meccanismi che impedissero di avere 2 maggioranze diverse, una alla Camera e una al Senato, l'abbiamo fatto introducendo un tetto al numero dei parlamentari che potrà avere la coalizione vincente affinché non si andassero a intaccare le soglie di garanzia, tema sui quali i costituzionalisti sono intervenuti più volte e per esempio siamo intervenuti anche sulla lunghezza dei listini. Insomma, noi abbiamo cercato di venire incontro a coloro che hanno sollevato questioni nel merito. Certo, c'è difficile dialogare con una centrosinistra che è incapace di prendere una decisione unitaria anche su questo e, come si è dimostrato anche nelle loro ultime uscite pubbliche, mi sembra che sia una questione con cui avranno a che fare spesso. Grazie. Qui Parlamento. Senza voglia di tornare in musica, è come musica, la smania che mi prende di vestirmi da sirena è come una visione magica. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere, mia madre non lo deve sapere. Assolate, mi parli in silenzio con languide occhiate, sono ancora ad Alghero in compagnia dello straniero, le corse sfrenate su moto cromate di sera l'estate, che scandalo da sola ad Alghero, da sola ad Alghero con uno straniero, mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere.
la sabbia in musica, cristalli scintillanti sulla pelle che colorano un tramonto caldo e mitico. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, che voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. Tu spiagge assolate, mi parli in silenzio con languide occhiate. Sono ancora ad Alghero in compagnia dello straniero. Le corse sfrenate su moto cromate di sera l'estate. Che scandalo da sola ad Alghero, da sola ad Alghero con uno straniero. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere. Che ricordi, ragazzi. Alghero 1986, Giuni Russo, il singolo che riportava sul retro. È possibile che avesse occhiali colorati? Bellissima anche quella. Bei ricordi, ma soprattutto ricordi che sono ancora attuali, visto che il remix di Zio Peter è assolutamente ritrovabile su tutti gli store digitali, nonché naturalmente su YouTube. Che facciamo? Facciamo una festa? Quasi quasi. No, sto festeggiando io col mio computer di bordo che ogni tanto si blocca. C'è un audio tra i tanti arrivati al 340-6709-659 che vi propongo sempre a proposito degli argomenti che stiamo trattando in queste ore. Senti un po'. Ciao Sammy, due cose veloci. La prima riguarda il voto che ha mandato sotto la Meloni ieri sera. Beh, sicuramente se in mattinata c'era l'accordo tra i partiti della maggioranza e poi in serata è andata sotto la Meloni, il messaggio è stato dato, come dire, guarda tesoro che noi ti abbiamo avvertito, la prossima volta ci impieghiamo un attimo a mandarti a casa su qualcosa di più importante. Tu sai che cosa ci preme e via andare. E io penso che ci sia di mezzo Forza Italia. È chiaro, i Berlusconi, secondo me, te l'ho già detto altre volte, l'anno prossimo guarderebbero ad altro, a meno che non ci siano delle condizioni chiare sotto da definire. La seconda cosa, poco fa tu parlavi delle culture impermeabili. Tutto giusto. Io ho un collega centralinista Mestre. Mestre è io lavoro in Montepaschi, quindi stiamo parlando di Montepaschi. L'agenzia di Mestre è tempestata di migranti che vanno lì a fare il conto corrente per tutto quello che sappiamo. E hanno a che fare con una foltissima comunità bengalese che effettivamente è impermeabile, si frequentano tra di loro, si sposano tra di loro, ci sono delle persone che parlano italiano per tutte quelle che non parlano, quindi quando devono fare qualcosa ci vanno in due, ci va l'interprete e quello che deve fare la cosa, ok? E un nostro collega, sempre di quella filiale, frequenta quell'ambiente perché appunto ha rapporti con questa comunità bengalese per ovvie ragioni di lavoro. E basta, questi non avranno mai rapporti con gli italiani. Perché? Perché loro si frequentano tra di loro, si sposano tra di loro, hanno le loro leggi interne e quindi dell'Italia non gliene frega assolutamente nulla. Vengono qui, lavorano perché devono lavorare e poi mandano il grosso dei proventi che ricevono ovviamente al loro paese. Basta, penso di aver spiegato tutto. E di comunità come questa in giro per l'Italia ce ne sono tante. E noi vi ascoltiamo, cari ascoltatori, mamma mia, siete ascoltatori editorialisti, cioè siete voi che fate questa radio, capisci la storia? Inviando un semplice WhatsApp al 340-6709-659, audio ma anche video se volete, nessun problema, noi ve lo trasmettiamo. Caro Sammy, quando i Maranza aggrediscono i poliziotti solo perché chiedono i documenti ed urlano
giura non essere dalla parte di Barboni. Torniamo all'argomento di questa mattina. Barboni, il picchiatore che ha picchiato l'immigrato che dava fastidio e che è stato anche denunciato dall'immigrato, questo tra parentesi. I Maranza minorenni non accompagnati che qui a Roma la fanno da padroni sui mezzi pubblici sono ospitati in una struttura in Tor Tre Teste da dove prendono la metro C alla fermata Torre Spaccata senza biglietto e alla prima stazione di scambio prendono la metro B per raggiungere il centro storico, vedi i fatti del Colosseo, oppure a Piramide prendono il trenino metromale per Ostia dove rendono insopportabile il tragitto ai viaggiatori, facendo baccano e fumando schifezze. Basterebbe mettere una postazione di controllo alla fermata Torre Spaccata per bloccarli o almeno obbligarli a fare il biglietto. Caro Marcello, grazie per questo tour che ci hai fatto fare. A meno che a Roma non si faccia come a Bologna, cioè che il biglietto lo paga il comune. Ufficialmente a Bologna è così. Buongiorno, parlando con una signora di sinistra mi dice che questo governo fa la remigrazione e fa una risata. Poi questi sinistroidi continuano a dire cosa ha fatto quella stronza. Ebbene, io credo che la parola remigrazione dovrebbe essere sostituita con un termine meno duro e far conoscere quello che ha fatto o ha tentato di fare questo governo. Brava Pina, è quello che stiamo facendo praticamente tutti i giorni su queste frequenze. Poi c'è un audio di Mauro, ascoltiamolo insieme sul cursore. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Per quanto riguarda l'episodio dell'imprenditore marchigiano, ci sono tante riflessioni da fare. Ovviamente Vannacci non poteva che smentire perché avrebbe perso consensi a livello pubblico. Io sono contrario ad usare la violenza se non per legittima difesa, ma capisco che qua dietro c'è anche un'esasperazione del cittadino davanti all'impunità, davanti a tante ingiustizie che subisce, quindi quasi una reazione provocante e provocatoria per chiamare un po' tutti a fare quasi la stessa cosa, perché si dimostra proprio una reazione contraria a ciò che sta accadendo. Si dimostra che il cittadino si può, tra virgolette, autotutelare. Secondo me non è la soluzione opportuna. Bisognerebbe che fosse concesso alle forze dell'ordine di usare le famose 4 pappine come un tempo, senza tanti fronzoli, e allora consegnare, diciamo, la gestione di una certa violenza, dopo che si sono usate naturalmente le buone maniere, di una certa durezza, severità, asprezza, dopo appunto che si sono usate le buone maniere, a chi è addestrato per farlo, non al cittadino qualunque. Questa sarebbe già un'opzione secondo me migliore, perché guardate che se voi avete per esempio un drogato che vi aggredisce, non si ferma neanche con 4 colpi di pistola nel torace, e questo le forze dell'ordine lo sanno bene, per cui ci sono troppe contestazioni da parte di un buonismo che sembra non toccato da queste vicende. Per questo è avvenuta anche quella reazione, perché se fossimo tutelati nessuno si sarebbe sognato di intraprendere un'azione simile. Io personalmente avrei chiamato il 112, avrei detto: guardate, c'è una persona in stato alterato che sta creando un'interdizione al traffico, un disturbo alla quiete pubblica. Però insomma, non si può condannare totalmente. Come dici tu, Sammy, la verità sta nel mezzo. Buona giornata a tutti. E che noia sto Sammy Varin che dice sempre la verità sta nel mezzo, ma è vero, ritornando appunto a questo immigrato che molestava, che è stato preso a pugni dal Vannacciano, e ricordiamo alla fine, dopo un po' di giorni, modello Schlein, Vannacci ha preso le distanze da questo picchiatore, l'immigrato lo ha denunciato. Chiedo a voi, certamente, sto chiedendo a voi un parere. Voi cosa avreste fatto? Un immigrato che molesta la gente senza utilizzare violenza, lo prendete a pugni? Punto di domanda, modello Citizen Vigilante, il film querelato in tutta Europa, che però io vi faccio vedere se mi scrivete al 340 67 09 659, signori, perché
è un sentiment, detto un po' alla meridionale, un sentiment che circola. Farsi giustizia da soli, sbagliatissimo, signori. Però ti viene la cattiveria davanti a questi che fanno il bello e cattivo tempo. Voi cosa avreste fatto? Io le avrei dato 4 schiaffi a questo immigrato molestatore. Certo, non gli avrei dato pugni, anche perché non sono capace. Questo era bravo a farlo, professionista, e quindi ha utilizzato i suoi metodi. 3406709 I violenti stranieri capiscono un solo linguaggio: la risposta fisica delle botte. Ci considerano deboli perché loro possono uccidere, violentare. Ha fatto bene. Un altro: scusa Sammy, ma chi blocca il traffico non commette una violenza? È giusto che io possa difendermi, scrive Roberto. Come vedete, sono vari i vostri messaggi, però sono veritieri. Poi si chiama, si parla anche d'altro, di legge elettorale. Bravi, vi siete fatti fregare per un voto, siete dei coglioni. Grazie. Beh, questo è vero, non che siamo dei coglioni, ma che per un voto ci hanno fatto una fregatura immane. Niente di grave, si può andare avanti. Speriamo che entro sera non arrivi qualcos'altro. Intanto proviamo ancora a chiamare la nostra ospite, vediamo se ci risponde, mentre vi leggo un dispaccio che riguarda l'autonomia. Zitti, prosegue la battaglia, c'è il centrosinistra che non la vuole far passare. Ok della Commissione Senato alle preintese con 4 regioni. Verso esame in aula, previsto tra oggi e domani. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha dato via libera alle preintese sull'autonomia differenziata, sottoscritte tra il governo e le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, approvando le 4 risoluzioni riguardanti gli altrettanti schemi di intese nelle materie di protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute. Di conseguenza sono state precluse le risoluzioni proposte dalle opposizioni per chiedere di sospendere il procedimento e ritirare le intese. Successivamente i gruppi PD, 5 Stelle e AVS hanno chiesto che i testi approvati siano esaminati dall'Aula, cosa che dovrebbe avvenire tra oggi e domani. Al termine del voto, essendo atti di indirizzo al governo, il Consiglio dei Ministri dovrebbe deliberare l'accordo e presentare entro 45 giorni 4 disegni di legge da far votare alle Camere. Il processo è cominciato a febbraio con il via libera del Consiglio dei Ministri agli schemi di intesa preliminare con le 4 regioni. Qualcosa si muove? Punto di domanda? Lo sapremo. Intanto ancora WhatsApp, ragazzi miei. Qualcuno si chiede ancora perché Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno votato sì all'euro digitale. Ok, se qualcuno ci sa dare spiegazioni, naturalmente. Poi c'è Ferdinando da Verona, lui vota PD ormai, l'abbiamo capito, gli italiani non vi danno più fiducia perché siete solamente dei traditori. Oh ragazzi, questo, siamo pieni di traditori. Prima lo dicevamo, ma naturalmente scherzavamo, al generale Vannacci, adesso è qualcuno ha tradito perché ci sono quei 30 voti che ci hanno fatto come governo andare sotto. Mamma mia, quanti traditori! Ma non servono leggi o più forze dell'ordine se non possono difendersi. Provate in America ad alzare la voce con un poliziotto. E ancora qui c'è uno che mi scrive tantissimi messaggi e quando sono troppi non riesci a stargli dietro. Certo, e questa è la conferma: l'immigrato delinquente è tutelato in tutto e per tutto, mentre l'italiano onesto non lo caga nessuno, anzi viene condannato per una legge ingiusta e maligna. La Cartabia l'ha voluta la destra? Non ricordo, sarà normale sta cosa che non ricordi? Anch'io ogni tanto quei vuoti di memoria pazzeschi. Te Sammy sei troppo forte, per me doveva andare a casa la prima volta che l'ho vista abbracciata e baciarsi con Zelensky, ma adesso no, dobbiamo andare a votare, non farci avere poi un governo tecnico. Attenzione, qui si va di palo in frasca, ma è il bello dei vostri messaggi, signori. La Milano da bere è finita, i nuovi abitanti han papato tutto.
Esatto. Bene, anzi male, tra pochissimo rientreremo proprio con un'altra clip estrapolata dal bell'appuntamento che c'è stato lunedì scorso organizzato da Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, sulla remigrazione, un aperitivo sulla remigrazione con la Tovaglieri e Mario Giordano, che ha avuto un successone e che ci ha ispirato quest'oggi a parlare un po' di più di questo fenomeno. Si chiama remigrazione. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, questo è il momento di prenotare l'olio extravergine di oliva Acerbis. Adesso l'olio è il principe indiscusso della tavola. Stanno arrivando da ogni dove sulle sponde del lago di Garda per prenotare, per portarsi a casa, per assaporare il nostro olio Acerbis. E voi potete farlo, chi è cliente sa benissimo di cosa stiamo parlando. Con 84 euro ricevere, prenotando l'imbottigliamento, perché noi facciamo solo prodotto fresco, o per maggio o per giugno, per fine giugno, 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro. 84 euro. Il trasporto non lo pagate, ma dovete prenotarlo perché facciamo un prodotto freschissimo. Chiamate 030 68 40 408 oppure potete ordinare tramite il sito olioacerbis.com. E già che siete lì sul sito, buttate un occhio alla linea cosmetica, dove trovate che d'estate in primavera la crema alla bava di lumache o dermiche biologica Rimas in soluzione all'80%. Andate a vedere una crema Rimas biologica, scottature, psorisi, dermatiti, cuperose, 35 euro. 3 creme, 79 euro, trasporto gratuito. Fate voi, visitate olioacerbis.com oppure 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. È l'ora di una svolta, è l'ora della remigrazione. Ce lo chiedono i cittadini, esasperati dagli effetti sempre più devastanti di un'immigrazione di massa fuori controllo. I brillanti risultati ottenuti dal governo di centrodestra sul fronte dei respingimenti e delle espulsioni, ma soprattutto la recente vittoria in Europa sul regolamento rimpatri, ci offrono oggi l'occasione storica per passare all'azione con una vera politica di remigrazione, prendendo spunto dalle misure già varate in paesi europei di riconosciuta civiltà come Svezia e Danimarca. Le propongo quindi un patto per la remigrazione, un piano organico che in parallelo al rapido via libera alla proposta di legge della Lega sulla revoca della cittadinanza si fonda su 3 misure prioritarie. Via il permesso di soggiorno a chi non rispetta le regole, sul modello svedese della legge della buona condotta. Revoca dello status non solo per chi commette reati gravi, ma anche per chi non si adegua alle regole della convivenza civile o non accetta i valori e i principi fondamentali della nostra Costituzione. Stop ai ghetti etnici e all'islamizzazione. Sul modello danese, basta enclave straniere nelle nostre città. Quindi incentivi alla rigenerazione urbana delle periferie più a rischio, misure contro la concentrazione di immigrati negli alloggi popolari e introduzione di un tetto agli alunni stranieri nelle classi per garantire una vera integrazione scolastica che non penalizzi i figli degli italiani. Più incentivi alla remigrazione volontaria, contributi economici importanti per i migranti regolari non integrati che scelgono di rientrare stabilmente nel proprio paese d'origine, seguendo le esperienze che vi ho detto prima di altri paesi europei. Serve un patto sociale, il nostro paese deve smettere di subire gli effetti dell'immigrazione incontrollata. È il momento di cogliere con coraggio una nuova sfida, fondata su responsabilità, rispetto delle regole e difesa della sicurezza e della coesione della nostra comunità.
La remigrazione è la scelta per affermare un nuovo modello in Europa. Isabella Sbagliata. La firma adesso, la firma. Un altro no, un'altra calamità, vieni da me, offro io passerà, ma non passerà sai, non mi passerà mai, ma cosa fai che di tempo ne hai, tu vedi e poi prendi quello che puoi, ma non basterà sai, non mi basterà mai. Calm down, devi stare calma, prenditi una pausa, butta fuori quello che hai, non c'è più niente, non c'è manco Dio, qui va tutto a rock. Ancora no, ma cos'è? Ma che fatalità? Noi pronti il mondo si ferma, ma va. So che cosa dirai, non mi piace, lo sai. Calma, tutto gira, calma, prenditi una pausa, chiudi gli occhi e tirati su, non c'è più niente, non c'è neanche Dio, e se tutto è un caso qui non fa il caso mio. Tutto gira in calma, prenditi una pausa, chiudi gli occhi e tirati su, non c'è più niente, non c'è manco Dio, qui va tutto a rock e viene da sé. Calma. Come cavolo si dice? Calm down. È troppo figo questo titolo, signori. Lei è Gaia Papadia, che stiamo seguendo nella sua evoluzione musicale e anche di successo, perché questa è una che ce l'ha fatta. Oddio, a fare che cosa? Fammela salutare, che è pure abbronzata, mi sa. Gaia! Ciao Sammy, ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno, Gaia Papadia da Napoli, che però adesso è a Milano, che mai è stata fino a ieri in vacanza. Dove sei stata in vacanza? Guarda, per la prima volta in vita mia sono stata in Sardegna, quindi ho fatto un po' di mare, mi sono salvata dal caldo che è tornato da Milano, Madonna. Hai scelto molto bene la Sardegna, ma soprattutto è una vacanza meritata perché, perché, oh cavolo, non so da dove partire. Allora, aspetta, cominciamo da zero. Gaia Papadia da Napoli, cresciuta in una famiglia immersa nell'arte, già a 10 anni componevi brani, studiavi chitarra classica, hai frequentato il conservatorio, realizzavi il tuo primo album grazie a una campagna di crowdfunding. Sto leggendo sull'intelligenza artificiale, non so se spara cazzate. Ci sei iscritta, hai scritto così, e poi via via la musica, i singoli, eccetera, fino ad arrivare dove? A questo pezzo, infatti, Calm Down, che parla, sembra una roba un po' da ballare, danzereccia, eccetera, ma è un pezzo anche profondo, potente, una generazione che si è fermata per un certo periodo, ma che, perdonami, forse ancora non funziona tanto bene. Fammi stare zitto, Gaia, devi parlare tu, se no continuo a parlare io. Gaia, raccontaci, spiegaci questo pezzo, ma soprattutto spiegaci anche il resto che noi stiamo trasmettendo in radiovisione per chi ci guarda. Gaia.
Allora, guarda, hai detto tutte cose giuste, soprattutto mi è piaciuto tantissimo quello che hai detto su Calm Down, cioè che si è fermata, sì, diciamo qualche anno fa, stiamo parlando del momento della pandemia, che è stato il momento in cui io ho scritto questo brano, perché appunto chi era nella mia situazione, quindi sia che stesse realizzando i suoi progetti personali, artistici, musicali, come nel mio caso, o qualsiasi progetto di vita, no? In quell'età in cui dovresti spaccare il mondo, si è fermato. Ma come hai detto tu poco fa, in realtà è una cosa che continua, perché ora c'è una guerra e ora c'è un altro problema, eccetera, e siamo un po' con quella generazione, no? Io parlo dei millennials soprattutto, ma io credo che ci si possano ritrovare anche i Gen Z, diciamo, in questo momento. Siamo un po' delle generazioni che hanno sempre questo stop and go, scusami, cioè nel senso sei lì che, sai, vuoi mordere il mondo, vuoi spaccare, vuoi finalmente, no, affermarti, conquistare la tua strada, fare il tuo percorso, e c'è sempre questa un po', come dire, questa malinconia, questo senso di frustrazione, sai, nel sottobosco che ti lavora un po' dentro, e anche sul futuro, no? Tanto non ci sarà la pensione, tanto questo. Ecco, io dico sempre un po' disillusi. Siamo una generazione che è nata e cresciuta con la Disney, con i sogni, con diciamo la promessa anche, no, di un futuro roseo, però a mano questa cosa, diciamo, sta venendo sempre più a mancare, ci sono sempre meno certezze. Quando si dice che i giovani non hanno voglia di fare niente, io ti dico, non è vero. Lo posso constatare anche nelle generazioni anche più piccoline di me, nel senso, guarda, proprio parlando della Sardegna, per ricollegarmi, ti faccio un esempio proprio brevissimo, piccolissimo. Ero praticamente a fare questo giro in barca, la Maddalena, wow, spettacolare, e c'era questo ragazzo di 20 anni, ma guarda, ma quanto era bravo, no? Lui era lì ovviamente come marinaio, aiutava il comandante, e a un certo punto, sai, parlando, senti, ma tu che cosa fai, cosa non fai? No, io studio già fashion, design, eccetera, moda, quindi verrò a Milano e poi ovviamente, ma come farai poi a conciliare, no, con la Sardegna, il lavoro in estate? No, guarda, io ho già pensato a tutto, faccio tutto, vengo a Milano, studio, poi quando devo partire parto, vengo qui, poi torno a Milano, cioè, capisci? Quindi in realtà tutte queste cose che si dicono spesso, no, i giovani fannulloni, che non è proprio così, cioè andiamo a vedere anche un po' psicologicamente quanto veniamo e vengono anche i ragazzi ancora più piccoli bombardati a volte, sai, da degli input non proprio positivi, non trovi? Come? Siamo sinceramente preoccupati noi genitori che abbiamo osato mettere al mondo dei bambini e che adesso li vediamo dominati da questi maranza. Non sono tutti così, ricordiamolo ogni giorno perché è la No, verità. E esatto, è vero, hai ragione. spezziamo una lancia veramente per chi si vuole anche mantenere lontano da certi ambienti. Chiaro che signori, abbiamo al telefono Gaia Papadia che fa musica e che ha coronato il suo sogno, fare belle cose, trasmettere belle emozioni, arrivare su palchi importanti. Uno di questi sicuramente l'hai calcato poche settimane fa a Ferrara, se non erro, il palco di Vasco Rossi. Sì. Guarda, è stata un'esperienza pazzesca, prima di tutto perché io sono cresciuta con Vasco, quindi anche da fan, e da bambina ascoltavo già in Erba Buoni o Cattivi, a 9 anni, veramente mi sono sparata il disco di Vasco tutta l'estate, e quindi, sai, Vasco ce l'avevo un po' nelle vene, no? Scorreva già nel mio sangue. E però col tempo è stato proprio colui, tra anche altri cantautori, ma lui in particolare, che mi ha aiutato nella transizione dall'inglese all'italiano. Se ricordi, Sammy, noi ci siamo conosciuti con il mio brano in inglese You Are the Sun nel 2019, esatto, e poi pian piano mi sono spostata verso l'italiano cercando di mantenere anche questa attitudine rock, specialmente nei testi, come hai detto tu, no? Bella, Calm Down è una canzone molto estiva, fresca anche se vogliamo a livello di sound, ma c'è un significato profondo sotto, e quindi questa è una cosa in cui mi ha aiutato tantissimo Vasco. Infatti io nel 2021 stavo proprio studiando tanto su di lui per passare dall'inglese all'italiano, e Calm Down nasce in quel contesto. Quindi immagina poi com'è stato partecipare al contest di Vasco, che si chiama Festival di Zocca, Paese della Musica,
per aprire il concerto, portare Calm Down e vincere il contest per aprire il concerto proprio con questo brano. Quindi sono salita su quel palco e è stato come il destino, no? Che trionfava, no? Un cerchio che si chiudeva, quindi è stato magico, oltre al fatto quindi di essere un'esperienza artisticamente formativa e chiaramente grossissima, cioè cantare davanti a 60.000 persone. Poi ho portato tutti i brani miei, a eccezione di una cover omaggio diciamo al Vasco autore, Curreri autore, la tua ragazza sempre di Irene Grandi, riarrangiata diciamo alla mia maniera con la mia band. E soprattutto, guarda Sammy, io ci tengo a dire una cosa che a volte sai si dimentica di dire nelle interviste, invece me la sono proprio segnata stavolta. Dai. Questo contest è gratuito, nel senso che non si paga neanche una cifra di rappresentanza per l'iscrizione. È tutto fatto gratuitamente. Il premio ovviamente è aprire il concerto a Varco, che voglio dire, cioè, voglio dire non è proprio una robetta, no? Ma noi non abbiamo pagato nulla, iscrizioni, niente, semplicemente meritocrazia. Mandi il tuo brano, non importa, hai un'etichetta, non ce l'hai, sei indipendente. Nel caso mio, io sono un artista in questo momento indipendente ed è l'unico. Io posso dire, lo posso dire qui, l'abbiamo detto sul palco, è l'unico che fa questa cosa per gli emergenti e che concede questo spazio slegato da qualsiasi logica che sia fuori da quella musicale e di meritocrazia. Quindi ci tengo molto a dire questa cosa, è importante. Stai dicendo una cosa molto importante, perché ci stanno ascoltando anche tanti giovani e meno giovani artisti. Tu sai, io ogni mezz'ora trasmetto un artista indipendente anche all'interno della mia rassegna stampa e molti di questi negli anni è come se si sono lamentati, a parte le fregature che ci sono sempre nella vita e che ti prendi molto spesso affidandoti a questo o quell'altro imprenditore che ti promette mari e monti. Ma poi è vero, molti di questi contest costano, alcuni troppo, alcuni comunque hanno una quota di iscrizione ragguardevole, sai, ne fai uno, ne fai 10 e si pesa. Questo di Zocca è completamente gratuito, quindi scrivete, com'è che si chiama? Lo ripetiamo? Questo contest? Sì, si chiama Zocca Paese della Musica. E allora, non potete sbagliare, poi scrivi Zocca, contest, salta fuori. Ma sì, ma assolutamente, per aprire l'unico contest che ti permette di aprire i concerti a Vasco, ragazzi, lo trovate subito online, ma io veramente ci tengo perché è stato tutto giusto, ecco, io posso dire ho visto la parte sana della musica italiana oggi e ne sono molto molto contenta. Ripeto, oltre ovviamente al fatto che salire su quel palco, cioè io ho avuto una botta di adrenalina pazzesca davanti al pubblico. Lo immagino, di Vasco. ma anche una FIFA, nel senso che ho letto che tu l'hai saputo e hai radunato il tuo gruppo in fretta e furia a provare, eccetera, è vero? Io praticamente non avevo una band perché loro vogliono vedere suonare dal vivo, ti stanno mandando su un palco, ragazzi, su cui la gente è abituata a sentire musica dal vivo, quindi devi saper suonare, devi saperci stare su un palco del genere. Andarci troppo piccoli o ancora come dire non proprio maturi dal punto di vista artistico è una follia, secondo me. Bisogna andarci comunque con una certa esperienza per reggere quell'emozione. Forse è stato questo che ti ha fatto scegliere, che ti ha fatto selezionare rispetto ad altri, la motivazione della scelta caduta proprio su Gaia Papadia per vincere questo contest. Forse anche questa, che hai una caratura, un'esperienza e anche il tipo di musica che fai, insomma, che non è che fa dormire. Io credo che da quello che ho potuto vedere tutte le canzoni anche degli altri artisti, no? Perché poi erano 10 date e ciascuna data c'era un emergente, ok? Quindi veniva dato spazio proprio a un emergente per data, che è una grandissima cosa perché hai la massima attenzione chiaramente dal pubblico. E tutte le canzoni, quindi sì, anche la mia, Calm Down, ce la infilo dentro, erano tutte con un testo comunque di senso, di valore, ok? Profondo, che non vuol dire, ragazzi, pesante, vuol dire semplicemente che si stava parlando di qualcosa, ok? E anche sociale, che non vuol dire politico, sociale. Quindi il senso è questo.
Ovviamente la selezione viene fatta, come dicevo prima, sulla qualità e indubbiamente cioè, bisogna essere anche un po' maturi da quel punto di vista. Poi la FIFA, sì, sai Sammy, la FIFA più che altro era un'ansia da prestazione sana la mia, e quella cosa della band che hai detto è che io, non avendo una band, perché sono artista singola, mi sono trovata in 10 ore a dover radunare dei musicisti e dire: oh, venite a fare la selezione, e ho trovato 5 matti che mi hanno detto sì, senza avere la certezza di aprire a Vasco. È facile dire andiamo ad aprire a Vasco, vengono tutti. No, invece andiamo a fare la preselezione a Zocca, in pochissimo tempo, con 2 ore di prove, ce la siamo portata a casa, semifinale, finale, e poi ovviamente abbiamo provato chiaramente per montare tutto questo show di 15 minuti sul palco con i miei brani. Però sì, devo dire onore al merito, poi i ragazzi mi hanno supportata e a quanto pare adesso mi seguiranno comunque anche nei prossimi live. Esatto. Applauso sicuramente, signori, all'entusiasmo dei giovani, giovanissimi, ma anche dei meno giovani. La Gaia non c'ha mica 17 anni, Gaia, si può dire nella tua età? Lo dico io. Sì, si può dire, quanti, perché non penso che debba essere un tabù a questo punto, quanti anche sono? Perché se perdiamo 2 o 3 anni ogni tanto tra pandemie, guerre, eccetera, diciamo che me li devono. E No, allora scherzo. Diciamolo, la Gaia c'ha 42 anni, insomma. Ma no, quindi sei ma adesso non giovanissima. esageriamo però. No, non lo dice? No. Quanti sono? Fai Dillo. meno 11, Dillo. 31. Oh, e allora? Sta cosa che non bisogna mai dire l'età delle donne, basta. No, veramente. anche basta. Nel Sei senso, giovanissima. Anche perché è maschilismo al contrario, nel Brava, senso anche questo lo trovo. patriarcato girato dall'altra sì. parte. È un paradosso anche Senti questo, Gaia, no? adesso chiaramente tutti stanno andando su YouTube cercando Gaia Papadia e vedrete il concertone che ha fatto prima di Vasco Rossi, ma alla fine adesso tutti fanno questa domanda, l'hai salutato Vasco? Si riesce a dirgli ciao? Questa è la domandona, perché No, è purtroppo quello, no. è quello che purtroppo... Io gli avrei voluto lasciare una lettera, perché con tutto quello che ti ho raccontato, no, mi ha cresciuta, mi ha formata, ma purtroppo non c'è la possibilità in quella situazione, perché lui arriva tra l'altro dopo, quindi... L'unica lacrimuccia è quella, però senti, era lì con te Vasco, il popolo di Vasco, e soprattutto veramente chi ha voglia ancora di buona musica, e parlando di Vasco Rossi non si può dire che non sia ragazzi, di buona musica, assolutamente. Gaia, noi ti andiamo avanti, proseguiamo a seguirti, siamo sicuri che apparirai quest'estate live qua e là, su e giù per l'Italia. Chiaramente l'appuntamento per voi che avete sotto mano un telefonino o un computer è su Instagram, cercate Gaia Papadia, oppure su YouTube salta fuori facilmente, giusto? Sì, Gaia Papadia sempre, anche su Spotify, su TikTok, e trovate i miei profili. Io sono Gaia Papadia, poi ci aggiungo official, così evitiamo fake, e trovate chiaramente tutta la mia musica, tra cui l'ultimo singolo, appunto, Countdown. E allora, signori, cosa aspettate? Roba buona, Gaia. Prossimamente, lo sai, siamo a Milano anche noi. Quando c'hai un po' di tempo ci vieni a trovare in studio e Vi vengo proseguiamo assolutamente a trovare, magari la aspettiamo che chiacchierata. faccia meno caldo. Esatto, aspettiamo tempi migliori. Tanti Il bacini. prossimo singolo autunnale, vai. Vai. Buona musica, Gaia, grazie ancora. Grazie Sam, grazie a tutti voi, un abbraccio, grazie sempre. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Una bella lezione per chi fa musica, e so che siete in tanti ad ascoltare Semivarine Radio Libertà, e partecipi al contest di Zocca, vinci senza pagare niente e poi apri il concerto di Vasco. Non si riesce a incontrare Vasco? Facciamocene una ragione, però insomma ditemi se non ne vale la pena. Giro di appuntamenti da non scordare, ma ne parleremo tra pochissimo di appuntamenti da non scordare, perché proprio questa sera si apre la Lega Puntida Fest a Cisano Bergamasco. Però quest'anno non c'è a Pontida, ma è a Cisano Bergamasco, che non è lontanissimo da Pontida, sempre in provincia di Bergamo.
Da oggi fino al 19 luglio, via Dorando Pietri, un festone della miseria, di cui vi parlerò però tra 10 minuti. All'interno di È tutto un magna magna ci collegheremo con Mattia Mazzoleni, che è tra gli organizzatori di questo evento, uno certamente dei più importanti del momento, ma è uno tra i tanti, perché ad esempio questo venerdì 17 facciamo vedere la locandina ad Adro, in provincia di Brescia, si apre la Ader Lega Fest presso il Teatro Mucchetti, via Indipendenza. Venerdì 17 Attilio Fontana, Davide Caparini, Floriano Massardi, Riccardo Molinari e la musica. Si balla, signori. Sabato 18 Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia e subito dopo ancora musica. Domenica 19 luglio Matteo Salvini, Paolo Fermentini, Stefano Borghesi e poi la musica. Tutte le sere dalle 19 stand gastronomico con specialità tipiche nostrane alla festa della Lega Ader Lega Fest dal 17 al 19 luglio ad Adro in provincia di Brescia. Segnate in calendario. Venerdì non questo, più avanti, il 24 luglio, la quinta festa della Lega Bassa Valle Scrivia. A pericena è DJ set, arriva Riccardo Molinari, Enrico Bussalino, Lino Pettazzi, Federico Chiodi, Mirko Villani e tutti gli esponenti politici della zona. La festa della Lega Bassa Valle Scrivia, venerdì 24 luglio, piscine di Castelnuovo Scrivia in provincia di Alessandria, via Masnaco Nicolosio 28/A. Ok? Poi avremo modo comunque di ricordarvi ulteriormente questo evento. Mentre chi ci segue in diretta, per domani, giovedì 16 luglio alle 20:45 in provincia di Varese, esattamente al chiostro del monastero di Cairate, posto bellissimo, la Lombardia che vorrei, intrecci di sostenibilità sociale e inclusione per il futuro del territorio. Tanti invitati, ma il saluto istituzionale sarà del presidente Commissione Welfare di Regione Lombardia, Emanuele Monti della Lega. Naturalmente l'ingresso è libero e tutte le informazioni seguendo il Monti direttamente sui social. Ci fermiamo. L'ultima segnalazione per domenica 6 settembre, ve lo dico perché io mi sono già prenotato, non so voi, l'11ª edizione dello Spiedo Padano. Domenica 6 settembre a mezzogiorno ci ritroveremo presso il ristorante e birreria La Loggia in via Salvella 18 a Rovato in provincia di Brescia. Lo sapete, aperitivo, spiedo con polenta, patatine dolce a 30 euro. I bambini sono gratis fino ai 13 anni, i più grandicelli pagano 15 euro. Naturalmente tantissimi esponenti della Lega e ragazzi, Radio Libertà, ci saremo anche noi con i nostri gadget, con il Marco Grimoldi che è responsabile gadget e che quest'oggi, Marco Grimoldi, vi terrà compagnia alle 15:30. È mercoledì e torna Lega e dintorni. Oggi con la Lega sezione Ticino e chiaramente, signori, si parlerà di territorio, ma anche di ciò che la Lega porta avanti quando governa o quando è all'opposizione. È tutto. Sammy Varini vi dice grazie per il gentile ascolto, grazie a Francesco in regia. Tranquilli, è mercoledì, 10 minuti e ritorno con È tutto un magna magna. Avete ascoltato